Ciao amici di Matto Scacco, mi avete chiesto in tantissimi su Instagram di dare un occhio a questa partita e di commentarla. Qui c'è Carsten che sta giocando a 3 minuti su chess.com contro un grande maestro che su chess.com ha 2955. Carsten era qui ospitato penso dalle sorelle Botez e mentre cazzeggia con gli occhiali da sole intanto gioca contro un grande maestro di quasi 3000 punti. Andiamo a vedere com'è andata la partita. Carlsen con il nero a premove di E6 premove di difesa francese, qualsiasi cosa capiti, D4 reset e l'avversario gioca no, questa è da commentare. Allora, se non mi sbaglio, questo tipo di apertura dove si muove il re e poi penso che lo si riporti indietro prenda il nome di apertura Bong Cloud e non voglio andare errato, ma l'ha inventata Hikaru Nakamura. E che cosa fa il bianco? Vedendo Carlsen che cazzeggia portando il re in E7 ed è un po' veramente umiliante, cioè giocare contro un grande maestro fortissimo e fare una mossa di questo tipo. Allora a sua volta il grande maestro ridà la mossa sprecata a Carlsen come per dire guarda che se io voglio giocare con te a darmi pari, è inutile che cerchi di umiliarmi con ste robe. Quindi ottima mossa da parte del maestro, continuiamo. Ok, i re sono ritornati, è una difesa francese a tutti gli effetti con dei tempi persi in più. Cavallo di 2 e qui Carlsen alla fine decide di giocare C5. Come continuerà questa partita non ne ho la più pallida idea, anche perché conosco poco e nulla della francese, non essendo un giocatore da E4. C per D4, cavallo per D4, qui penso sia tutta teoria straconosciuta, al momento hanno lo stesso numero di pezzi, hanno lo stesso minutaggio sulla scacchiera e sì, qui il nero non sta male, nonostante quelle mosse in apertura qui il nero non sta male, mi piace. Poverino un po' l'alfiere Campochiaro, l'alfiere in D7 un po' poverino ma va bene. Intanto qui i secondi scorrono, ovviamente il bianco sta giocando contro il campione del mondo, cerca di fare le mosse migliori in assoluto, donna C7 per evitare che il pedone possa scendere. Ok, ora c'è stata la cattura e su questa cattura cavallo, no, non dimmi che fa F5, non può fare F5. Ah. Va bene tutto, il cavallo penso che poi abbia D5 come ottima casa, intanto si minaccia la regina che deve andare via, forse ok. C5, l'idea di C5 è di spingere e intrappolare l'alfiere, credo. Ok, qui c'è un cavallo sotto, Carlsen lo ritira. E a questo punto cosa succede? Re F1. Era un arrocco mancato o un re F1 sul serio? H6, in realtà quell'alfiere non è sotto perché non si può catturare al momento. L'alfiere si ritira. E ora cosa succede? Cosa farà alfiere C6? Re F1. Bene, i giocatori stanno facendo mosse assurde. Carlsen con il suo ghigno sa di vincere a mani basse questa partita. Guarda che faccia, occhiali da sole, da vero maschio alfa. Che personaggio che è quest'uomo, che personaggio. Mi divertirò tantissimo quando ci sarà il torneo in cui ci sarà la sfida Ding contro Carlsen e capiterà in uno dei prossimi tornei, assolutamente capiterà e noi di Matto Scacco saremo qui a commentarlo subito. Sviluppo dell'alfiere in C6 per dargli una diagonale migliore e non è facile la posizione di Carlsen, quel cavallo lì, lì non sta male, sta calcolando se può andare in F4, sembra che stia bene lì o di là. F4. F4 il problema è che poi se viene scacciato dove va quel cavallo? Ah ok, vabbè, intanto c'è sotto l'alfiere, giustamente. C'è sotto l'alfiere in D3. Ok, ha tolto l'alfiere. Vediamo se alfiere per alfiere, torre per alfiere e il cavallo ora può andare in G6. Prima non poteva perché c'era l'alfiere, ora può andare. Minaccia della donna, che la donna bianca non è che abbia troppe case dove andare. Oltre 40 secondi di vantaggio sull'orologio, dietro tutti che se la ballano, grazie al Kaiser, sta giocando il campione del mondo, hanno la certezza assoluta che vincerà, anzi no, non sta giocando il campione del mondo, non è più il campione del mondo, l'ex campione del mondo, ecco.
Comunque hanno la certezza lo stesso che vincerà. Attacco sulla torre, sacrificio, Carlsen. Bellissima questa faccia. Ora, non ti so dire se questa mossa l'ha vista o no, magari torno un attimo indietro. Non so se l'ha vista, vediamo un po', torniamo indietro di qualche secondo. Vediamo un po', adesso arriva torre per 6. No, secondo me non l'aveva considerato perché alla fine è cavallo e pedone per torre. Cavallo e pedone per torre, quindi sono 4 punti per 5. Però dobbiamo sempre considerare, adesso il pedone 6 è molto debole. La regina di Carlsen è molto insidiosa, ma anche la regina del bianco, a dire il vero. Ora si crea un buco per il re affinché possa uscire anche la torre. È molto importante ora portare in gioco tutti i pezzi. Anche Carlsen ha il problema della torre in H8 che non sta facendo nulla. Re in F7 per consolidare la posizione soprattutto sulle case chiare, case dove il nero si ritrova debole. Vediamo un po', fanno uscire le torri, ok. Adesso c'è un attacco, una batteria a raggi X di donna e torre su F3. Quindi quello è un problema, insomma, crea un pochettino di tensione e infatti adesso toglie il re, c'è l'attacco sul cavallo in F3 che viene al momento ignorato, viene supportato il pedone debole, viene supportato il cavallo in F3, abbiamo 1 minuto e 37 contro 35 secondi, c'è l'incremento in questa partita, vediamo un po', vediamo se muove, sì, credo ci sia l'incremento di 1 o 2 secondi, credo i 2, il solito 3 più 2 credo. Attenzione che ora bisogna calcolare bene. Ok, il bianco si è preso l'alfiere. Se si toglie il cavallo cade F2, poi cade anche... Cos'è che cade anche? Forse ci sarà un matto se toglie il cavallo. Toglie il cavallo... Non sono sicuro se ci sia il matto se toglie il cavallo. Toglie il cavallo, re F2, re H3, donna H1, re in G... forse sì. Forse sì, insomma avrà calcolato. Adesso c'è pedone per F3 scacco. Ah no? No? Fa l'intermedia di torre. Torre che minaccia la regina. 7 secondi l'avversario, 6 secondi 5. C'è sempre sotto ovviamente l'attacco sul cavallo e sul pedone in F2. Cattura, scacco. Qui una serie di pre-move. A caso qui si potrebbe subito semplificare tutto, ma se semplifichi dai una mano al nero che ha un secondo. Quindi devi cercare di mantenere i pezzi in gioco e creare casino, che è quello che sta cercando di fare Carlsen. Wow, che partita! Sì, ha un pochettino umiliato l'avversario con queste mosse, ma l'avversario non si è fatto umiliare e ha cercato anche lui di giocare mosse altrettanto interessanti e carine. Bene ragazzi, spero che questo video commento a questa partita vi sia piaciuto. È sempre bello vedere giocare in diretta l'ex campione del mondo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!